Ciao, con il video di oggi vorrei iniziare una piccola serie, diciamo, su specie arboree e con la bella stagione erbacee che presentano alcune caratteristiche particolari che possono tornare utili durante un'escursione. Per il primo video di questa serie ho deciso di parlarti della betulla. La betulla è un albero a foglia caduca, originario dell'Europa, soprattutto del nord Europa e dell'Asia settentrionale. Può raggiungere dai 15 ai 30 metri di altezza e in Italia la specie più presente è la betulla bianca, nome scientifico Betula pendula. La caratteristica principale di tale specie e quella che la rende maggiormente riconoscibile è sicuramente la corteccia. In Italia la betulla è diffusa in tutto il nord sulle Alpi, dove la possiamo trovare sul piano submontano, quindi a circa 700 metri di altezza. Però è una specie in grado di adattarsi molto bene a un range molto ampio di temperature, per cui riesce a vegetare fino a circa 2000 metri, per cui piano subalpino, dove la troviamo assieme agli ontani, ai larici e soprattutto nei margini delle pecete. Però la possiamo trovare anche in pianura. La troviamo spesso nei giardini perché viene utilizzata come albero ornamentale, però è possibile anche trovarla nei boschi planiziali, soprattutto assieme al castagno e alla quercia. Nell'Appennino invece la betulla è abbastanza sporadica, è presente in poche zone nell'Appennino settentrionale, nella parte centrale dell'Appennino è praticamente inesistente ed è di nuovo sporadica in Abruzzo, più a sud non è presente. Il legno di betulla è elastico, tenero e flessibile, non sopporta l'umidità, per cui non è adatto a costruzioni o comunque oggetti che devono stare all'esterno e sono soggetti alle intemperie. Però, visto la sua tenerezza ed elasticità, viene utilizzato molto per lavori al tornio e per creare piccoli oggetti di uso quotidiano come mestoli, cucchiai. Viene utilizzato soprattutto nei paesi del nord dove questo albero forma dei boschi molto estesi. Il legno è un ottimo combustibile sia sotto forma di carbone che come legna da ardere. Si taglia facilmente, ha un alto potere calorico e una buona capacità di combustione. Presenta una bassa densità di fumo, pochi lapilli e si taglia facilmente, per cui è un ottimo combustibile soprattutto per i fuochi all'aria aperta. Questa pianta viene utilizzata molto per scopi terapeutici, visto le sue caratteristiche antinfiammatorie e antisettiche. Però oltre alle proprietà curative, la betulla presenta un sacco di caratteristiche molto utili per chi vive la vita all'aria aperta e adesso le vediamo. Dalla betulla è possibile estrarre la linfa, soprattutto a inizio o metà marzo, quando l'albero riprende la sua attività vegetativa. Basta semplicemente un'incisione e la linfa sgorgerà molto abbondantemente dalla ferita. Questa linfa si può raccogliere e si può bere così immediatamente oppure si può utilizzare per la produzione di sciroppi. Questa linfa è molto dolce e ricca di sostanze nutrienti. Della betulla si può utilizzare la corteccia, molto sottile e flessibile. La si può utilizzare per molte cose. Si possono creare dei contenitori impermeabili oppure si può utilizzare per creare dei filtri di fortuna. Tagliando opportunamente la corteccia e formando un imbuto è possibile inserire diversi strati come ad esempio ghiaia, terriccio, carbone per creare un filtro primitivo. Un altro utilizzo della corteccia e probabilmente quello più conosciuto è l'utilizzo della corteccia come esca per accendere il fuoco. La corteccia di betulla è impregnata di oli altamente infiammabili, per cui sarà sufficiente grattare la corteccia con la lama col filo del coltello per creare un po' di polvere e poi con l'acciarino o con l'accendino sarà facilmente infiammabile. Funziona anche se il legno è bagnato, in quanto la corteccia appunto presenta questo olio che è altamente infiammabile e lo si vede anche durante la combustione dal fumo nero che sprigiona la combustione della corteccia di betulla. In primavera è possibile utilizzare i germogli della betulla per creare delle tisane anche queste energizzanti. Ultima cosa, il legno, come vi dicevo prima, è tenero, per cui è possibile utilizzare il legno di betulla per creare piccoli oggetti di intaglio
o degli oggetti di uso comune come può essere un piccolo mestolo o delle tazze. Il video di oggi si conclude qua. Spero che queste piccole curiosità sulla betulla ti siano piaciute e spero che anche questa serie ti possa piacere, per cui lasciami un commento, fammi sapere se effettivamente puoi essere interessato in una cosa del genere, cioè in episodi simili a questo su determinate essenze, sia arboree che poi nella bella stagione erbacee. Ti ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao, a presto!